Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Totaviaggi ti propone 9 giorni e 7 notti in Madagascar, in viaggio di gruppo a sole 1.490 euro. Trattamento soft all inclusive, barca gratuita per l'isola di Sakatia con escursioni e avvistamento balene. Prenotazioni entro il 30 aprile, partenza il 16 ottobre con volo da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. In questo numero, pesante sconfitta della SME con Monfalcone. Portogruaro si inchina allo Sokol. Servizi su Sacile, Custrieste e Aviano San Vito. In promozione, Fossaltese alla bella playoff con Speedy Basket. Il BVO Annone Veneto conquista la salvezza. Per il volley, Concordia lunga in seconda posizione. Un titolo regionale per il Judo Chiai Atena. In Serie C Gold Caole ha fallito il match ball che avrebbe consentito a 2 giornate dalla fine la qualificazione matematica ai playoff. Che fosse una partita difficile lo si sapeva sin dalla vigilia, ci sarebbe voluto l'impresa per avere la meglio su Monfalcone in uno splendido stato di forma, a differenza di un quintetto Caorlotto alle prese con grossi problemi di formazione. Ormai privi del loro realizzatore principe Markovic, il quintetto gialloblu ha dovuto fare i conti anche con i forfait a partita in corso di Bovolenta e Moluzzi a causa di problemi muscolari che li pongono adesso a rischio anche per le prossime partite. Caorle regge il confronto sostanzialmente per 3/4 di gara, riuscendo con generosità a rintuzzare ogni tentativo di break ospite. Nell'ultimo quarto una tripla di Fantinato riduce il divario a soli 3 punti, 50-53 a 7 primi e 24 secondi dal termine, ma Petrovic, Benigni e Colli suonano la carica a suon di triple e fanno prendere nuovamente il largo ad un Monfalcone che progressivamente dilata il proprio vantaggio sino a chiudere sul più 21, finendo per far pendere a proprio favore anche la differenza canestri. Per i litorani adesso diventa fondamentale non sbagliare a Bassano per non trovarsi con l'acqua alla gola proprio nell'ultima gara della stagione regolare, che metterà davanti ai gialloblu il Codroipo in quello che potrebbe essere un drammatico spareggio per i playoff, ai quali sono già approdati, oltre alle prime 2 della classe Odelzo Jesolo, anche Arzignano, Jadran e Mestre. Siamo rimasti in gara per almeno 3/4 del match, poi alla fine quando Moruzzi
è uscito per lo strappo muscolare e non poteva più rientrare. Abbiamo dovuto alzare bandiera bianca perché purtroppo eravamo troppo sguarniti vicino a canestro. 2 infortuni che si assommano da una serie di disavventure che quest'anno ci hanno accompagnato purtroppo, e naturalmente anche in un momento difficile della stagione, quello in cui bisogna acquisire gli ultimi punti per poter raggiungere l'obiettivo stagionale ed eventualmente essere pronti per disputare i playoff. Adesso necessariamente dovrete fare di necessità virtù in queste ultime partite? Venderemo cara la pelle, e sappiamo che abbiamo pochissime rotazioni, ma quel che è ancora purtroppo grave è che ci mancano quasi tutti i giocatori nel ruolo dei lunghi, quindi a parte Blas dovremmo inventarci qualcosa per rimanere in campo con sole guardie. In casa Portogruaro, e dunque scendendo in Serie D, è arrivata la seconda sconfitta consecutiva sul parquet della capolista Sokol. A Trieste dunque non si passa, i Granata sono andati a riposo lungo sotto di 2, hanno poi sofferto la zona triestina restando comunque sempre in partita sino alla terza sirena. L'ultimo periodo incomincia con i portoghesi in ritardo di 7 lunghezze, ma avendone ancora ben poco da spendere, ed infatti si dissolvono letteralmente davanti alle triple di Babic che trascinano i triestini all'83-60 finale. 23 punti finali sono eccessivi, nel senso che abbiamo proprio mollato gli ormeggi il quarto. Abbiamo preso 27-11 di parziale. Fin lì la partita era stata una partita giocata, eravamo riusciti a metà del secondo quarto anche ad andare più 8, giocando un po' sulle loro caratteristiche, però poi la loro esperienza è uscita tutto, campo piccolo, difesa a zona. 2-3 errori nostri difensivi li hanno messi in ritmo, e poi l'ultimo quarto proprio la partita era finita. Loro sono forti, sono veramente la squadra più forte che ho visto finora quest'anno. Completi, hanno lungo di peso, esterni che segnano, che sanno giocare. Dispiace aver affrontato un quarto così, però contro la prima della classe ci stava, era una di quelle partite che si poteva anche mettere in conto di perdere. Di questa partita resta che vorrei giocare, anzi la giocheremo al ritorno nel campo grande, e secondo me potremmo metterli più in difficoltà rispetto a venerdì scorso. Poi c'è anche da dire, non è una scusante né per me né per i ragazzi, che per come siamo strutturati giocare il venerdì sera per noi è un grave disagio, nel senso che io ho 3 o 4 giocatori che vedo il venerdì sera, per cui vuol dire che andare a giocare a Trieste il venerdì vuol dire che io vedo 3 senior alla partita. È successo durante l'anno, è successo venerdì scorso, succederà il prossimo. Insomma, arrivare alla partita senza un allenamento di squadra è dura, qualsiasi cosa viene inventata, per cui anche quella è una piccola attenuante. Adesso torniamo a Trieste venerdì, sperando di mettere in difficoltà il CUS, che vive un buon momento di forma. Dobbiamo essere bravi quando succedono queste cose a stare con la testa nella partita per recuperare il tempo che non abbiamo di allenarci. A Sokol devo dire per 2 quarti l'abbiamo fatto. Tutto qua. In classifica continua a perdere terreno il Sacile dell'ex portabandiera portoghese Andrea Chiesurin, al quarto tonfo consecutivo. Per i pordenonesi è sempre più crisi e adesso diventa fondamentale un repentino cambio di passo se si vogliono coltivare ancora speranza di promozione. Vola invece Casassa a segno con Cervignano, ritorna a sorridere anche Aviano che ha liquidato il San Vito Trieste. Matteo Consonni ci racconta le partite di Sacile e Aviano.
Al Pala Micheletto l'Humus Sacile ospitava il CUS Trieste per provare a uscire dalla crisi, ma sono gli ospiti a partire meglio con questo bel canestro di Zecchin. Risponde bene Sacile con Bovolenta da sotto canestro e poi con la tripla di Nicola Dalbello dall'angolo su scarico di Davide Tesolin. Si accende però nella partita anche un Super Palazzi che chiuderà a quota 20, qui 2 bombe in fila per il numero 14. Nell'azione successiva Zecchin protesta per questo fallo non fischiato ad Dalbello, qualche parola di troppo per il numero 10 che viene espulso. Allora Sacile ne approfitta, trova la tripla con Tesolin, chiude avanti il primo quarto sul 16-15 e prova ad allungare in maniera importante anche nel secondo parziale. Segna prima Fabbro, poi questa bella penetrazione di Nicola Dalbello, soprattutto poi questa tripla da fermo senza ritmo di Chiesurin ad allungare fino al più 5 per l'Humus Sacile, ma non ci sta il CUS Trieste. La squadra ospite è caparbia, trova prima la penetrazione di Padovan, poi questo bel canestro con fallo di Mozzina, riuscirà addirittura a chiudere sul punteggio di parità la squadra ospite con il solito Palazzi. Allora 33-33 all'intervallo con Trieste che rientra meglio dagli spogliatoi, trova la tripla con Bianchini, risposta immediata firmata Tesolin da lontanissimo. Resta in partita quindi l'Humus Sacile, partita che resta in grandissimo equilibrio. 2 punti ancora per Palazzi, chiude il terzo quarto proprio sulla sirena Nicola Dalbello, punteggio 46 Humus 47 CUS Trieste. Tripla incredibile per Palazzi, poi arriva il brutto infortunio di Bovolenta, si è temuto il peggio, alla fine se la caverà con 2 settimane di stampelle l'ex Aviano e Cordenons. Prova allora a approfittare dell'uscita del numero 21 al CUS con Bianchini e col solito Palazzi, canestro difficilissimo del numero 14. Sembra chiudere la gara la squadra triestina, ma non molla mai davvero l'Humus Sacile. Tripla per Fabbro, tripla anche per Tesolin. La squadra di Brecciaroli risale punto su punto, altro canestro per Fabbro su assist di un ispirato Nicola Dalbello. Sacile torna fino al -1 con questo canestro nel traffico di Davide Tesolin, ma allora nel finale ci pensa Padovan a chiudere il match con questo canestro dall'angolo. Trieste vince con la girandola dei tiri liberi che fisserà il punteggio sul 65-71. Fabbro 19 punti, 20 per Palazzi. Dopo 2 sconfitte consecutive la nuova Contec ospitava il San Vito Trieste al Palazzetto dello Sport di Aviano. Inizio di gara che sorride alla squadra ospite che inaugura il match con la tripla di Dolcetti. Coretti fino in fondo, incontenibile a trovare i 2 punti. Parte benissimo San Vito, ma allora prova a entrare in partita anche l'Aviano a suon di triple. Bomba di Bomben, 2 in fila per Fabio Pivetta, scatenato il numero 22, realizzerà 19 punti nella sua partita. Qui si prende la bomba in transizione, Aviano che riesce quindi a restare in partita ma chiude sotto di 4 lunghezze il primo periodo perché Coretti trova un gran canestro proprio allo scadere del quarto. 17-13 il punteggio in favore del San Vito. Salvador in contropiede seguito dalla tripla di Dolcetti, sembra allungare San Vito ma Aviano troverà un secondo quarto davvero strepitoso, break devastante della squadra di coach Starnoni. Tripla per Bomben che fa esplodere il palazzetto, assist di Viel per Pivetta, allunga la squadra di casa che chiude i primi 2 quarti con questo tap-in di Luca Viel sul 34-27 con l'inerzia della partita completamente a suo favore. Infatti Aviano continua a giocare benissimo anche nel terzo quarto, continua soprattutto a segnare da tutte le parti del campo. Qui assist dietro la schiena di Bomben per Severino, altri 2 punti per il numero 5 che chiuderà quota 17. Canestro per Coretti nel traffico, ma sarà davvero un fuoco di paglia con Pivetta che vola in contropiede dopo il recupero, allunga ancora quindi la squadra di casa. Ancora Severino incontenibile, canestro e fallo per il numero 5. Aviano che chiude il match con la bomba di Macchi Bomben e con il canestro proprio allo scadere di Davide Crestan che qui va a ricevere. Vedete, canestro difficilissimo del numero 13 che alza la parabola, partita in cassaforte. 60-44 il punteggio. Allora con la forza della disperazione Viller
prova a trovare 2 bombe consecutive inizio di ultimo periodo, senza tuttavia creare grossi problemi alla squadra di casa, che chiude il match con questo canestro di Fabio Pivetta e vince un match meritatissimo. Abbiamo fatto una grande prova corale e ci meritiamo questa vittoria. 75-64 il punteggio in favore dell'Aviano, 19 per Pivetta, 14 per Coretti. Ed in promozione sono entrati nel vivo playoff e playout. Nel turno infrasettimanale si è giocata gara 2, la pallacanestro Fossaltese aveva il compito di recuperare dalla sconfitta in gara 1 a Spilimbergo ed ha centrato l'obiettivo imponendosi per 65-48. Venerdì, gara 3 a Spilimbergo. E allora playoff, gara 2, gara 1 non era andata benissimo, avete ristabilito la parità questa sera, una vittoria importante che ha fatto vedere che non siete assolutamente inferiori allo Spili Basket. Sì, verissimo quello che hai detto, 0-0 palla al centro, quindi venerdì ci si gioca tutto praticamente. All'andata non abbiamo praticamente giocato, bravi loro, sono riusciti a fermarci subito, non siamo andati in ritmo partita, non abbiamo diciamo, approcciato la partita con la testa giusta e quindi alla fine paghi, normale. Questa sera invece avete avuto un primo parziale dove si è giocato a punto, ma poi avete cambiato il ritmo veramente nel secondo parziale, anche perché dall'altra parte hanno commesso degli errori gratuiti da sotto. Sì, errori gratuiti da sotto, ma d'altronde se cominciamo a giocare come piace a me, come si dovrebbe giocare a pallacanestro, poi alla fine ci si gioca tutto, no? E quindi con una buona difesa ci si può mettere in difficoltà qualunque tipo di squadra, non si dà per scontato assolutamente niente. Non siamo inferiori a nessuno, abbiamo un bellissimo gruppo, ripeto, unito. La soddisfazione massima è essere qua con tutti i nuovi innesti, soprattutto i giovani che stanno giocando, ci stanno dando veramente una mano a partita, a fare esperienza, che è una cosa che io adoro, diciamo, a far giocare i giovani, e quindi piano piano stiamo costruendo. Poi venerdì sarà un altro capitolo. BVO, Annone Veneto e Baloncesto si sono giocati la salvezza. È andata bene agli annonesi, che hanno vinto anche gara 2, condannando il quintetto di coach Conte a giocarsi la permanenza in promozione con la vincente tra Fiume Veneto e Fontana Fredda. Sì, ci aspettavamo che oggi arrivassero più agguerriti rispetto alla prima gara. Comunque noi eravamo un po' tranquilli dalla prima gara, loro erano un pochino più in ansia essendo la seconda e puntavano allo spareggio di venerdì. E siamo rimasti un po' bloccati al momento di questa vivacità loro difensiva, però dopo i ragazzi hanno avuto questa reazione positiva, tranquilla, e sono stati bravi nel cercarsi, nel giocare insieme, indifferentemente dal primo all'ultimo, al di là dei ruoli. Sono stati veramente super oggi. Ho visto una squadra compatta in campo e anche in panchina. Ma di partita che si è risolta nell'ultimo quarto. Proprio alla fine non ce l'aspettavamo, pensavamo di arrivare un pochino più tranquilli. Sul fil di lana 2 o 3 canestri sono stati decisivi, come i canestri di Fiorido, e i rimbalzi comunque dei lunghi, da Licai, da Donè, da Maksimovic, anche loro, essendo 3 lunghi in campo, hanno fatto il loro buon dovere da rimbalzisti. I piccoli hanno fatto girare bene la palla con molta precisione e molta calma, senza subire l'aggressività difensiva, e l'hanno portata a casa. Bravi loro. Poi soprattutto c'è stata anche una buona percentuale nel tiro da 3. Sì, non mi spiace ripetermi, ma hanno ognuno fatto benissimo il proprio ruolo. Quando c'era da puntare sui lunghi abbiamo giocato con i lunghi, quando c'era da giocare fuori abbiamo segnato una buona percentuale da fuori, quindi attirando anche fuori la difesa, allargandola, e quindi abbiamo alternato gioco con i lunghi, gioco da 3, e portando a casa un buon risultato. E adesso si va in vacanza. Adesso vacanza, almeno questa settimana, meritata vacanza. Allora coach, sembra questa partita un film già visto. Eravate riusciti ad andare avanti di qualche punto, poi nell'ultimo quarto avete subito il ritorno degli avversari. Sì, diciamo che devo fare anche un applauso ai ragazzi, perché oggi hanno interpretato la gara in maniera
proprio perfetta. Abbiamo dominato il primo quarto, dominato quasi tutto il secondo, il terzo abbiamo avuto un calo, è inevitabile. E l'ultimo quarto abbiamo subito quelle 3-4 bombe sulla parte alta del campo dove eravamo forti, dove avevamo difeso bene fino a quel momento. Purtroppo è andata così. Archiviamo questa, ci si giocherà la salvezza con Fontana Fredda. Sì, come dice la classifica, poi alla fine è andata così e ci giocheremo l'ultima partita, sperando di giocare come abbiamo giocato oggi, con 3 e anche 4 ragazzi di 17-18 anni in campo che hanno fatto veramente bene. Ripeto, 2 episodi e nonostante anche i 26 tiri liberi a 10 per gli avversari, che lì abbiamo avuto un po' di penalità perché effettivamente potevamo ottenere qualcosa di più anche come falli, ecco, diciamo. La Serie B femminile invece non ha sortito alcuna sorpresa. Continua la marcia a vele spiegate della capolista Muggia, che nel derby tutto giuliano ha sconfitto Loma. Per la Polisportiva Concordia invece era scontato che dalla trasferta più lunga del campionato si potesse ritornare a mani vuote. Contro Bolzano serviva un'impresa da parte di una squadra che lontano dal Pala Valerio si è quasi sempre trasformata in negativo. Anche in Alto Adige, secondo un frame già visto, le concordiesi hanno dato il meglio di loro stesse nei primi 2 quarti, riuscendo a contenere il divario dopo essere andate sotto anche di 17 sul 33-16, salvo poi rientrare in partita con un generoso finale di secondo periodo che ha permesso loro di approssimarsi all'intervallo lungo, indietro solamente di 10 sul 34-24. Negli spogliatoi le sisters bolzanine correggono alcune situazioni tattiche e a rientro mettono in campo molta più aggressività difensiva, recuperando palloni in serie e ripartendo sistematicamente con ficcanti contropiedi che tagliano definitivamente le gambe alle concordiesi, le quali vedono dilatarsi nuovamente il divario, che alla terza sirena ritorna ad essere di meno 17 sul 49-32, ma questa volta senza riuscire più a rientrare nel match in ultimo parziale, dove le altoatesine si limitano a controllare il divario con relativa facilità. Weekend positivo per il settore giovanile del BBO, vittoria per l'Under 20 ad Aviano, mentre nel girone Silver della seconda fase l'Under 18 attualmente guida il proprio girone a punteggio pieno. A Feletto si è imposta per 61-36 l'Under 16 di Eccellenza, in Graspolvero anche l'Under 15 di Coach Bergamo, leader indiscussa del proprio campionato e più che mai lanciata verso la fase regionale. Sconfitto invece sul parquet di Murano per l'Under 14 Tergata Caorle. Le immagini si riferiscono al campionato esordienti, dove il BBO Portogruaro ha superato Cordenons 43-24. La squadra guidata da Riccardo Pasquale e Maurizio Moretto vola quindi al secondo posto in classifica. A margine del campionato i giovanissimi portoguaresi parteciperanno a Pasqua al torneo Munera Pordenone e dal 2 al 4 giugno al torneo Città di Trento. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Dottaviaggi ti propone 9 giorni e 7 notti in Madagascar, in viaggio di gruppo a sole 1.490 euro. Trattamento soft all inclusive, barca gratuita per l'isola di Sakatia con escursioni e avvistamento balene. Prenotazioni entro il 30 aprile, partenza il 16 ottobre con volo da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258.
Quiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Quiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Quiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. Nella pallavolo in Serie B maschile, quarto successo consecutivo del Volley Team Club Bionemare, che significa 10 punti inanellati da quando è ritornato sulla panchina dei sandonantesi il coach Mauro Baldissin, il che non può che aumentare il rammarico per una scelta sicuramente dolorosa, ma che col senno di poi andava fatta forse prima. Adesso alla salvezza mancano ancora 6 punti, ma qualche settimana fa sembrava utopia, adesso è possibile, anche se la strada è ancora in salita. Contro Bassanzago il Bibionemare è sceso in campo determinato e con tanta fiducia nei propri mezzi, aggiudicandosi il set di apertura, salvo poi subire il ritorno dei Pattavini, che tuttavia si è rivelato un fuoco di paglia, perché i veneziani sono subito ritornati in cattedra, andando ad imporsi nel terzo parziale i vantaggi per poi travolgere 25-11 gli avversari nel quarto ed ultimo set. In Serie C maschile invece turno di riposo per la pallavolo Portogruaro, alla vigilia dell'epilogo della stagione che vede i biancoverdi comunque già matematicamente ai playoff, ma soprattutto in corsa per giocarsi la promozione di Serie B negli ultimi decisivi scontri diretti con Faizanè e Valsugana. Prima però c'è da sbrigare la pratica Calzedonia, partita ampiamente alla portata, soprattutto per una squadra che adesso sa bene quel che vuole ottenere. In Serie D femminile San Stino si è inchinato in riva a Livenza per 3-1 davanti all'Ossilea, in tal modo gettando al vento una buona occasione per potersi risollevare dalla zona retrocessione. Sabato trasferta a Jesolo in quelle che a tutti gli effetti è una partita che le liventine non possono permettersi di sbagliare per non rischiare la retrocessione diretta e potersi giocare la salvezza ai play-out, prerogativa solamente delle squadre decime classificate. Per la pallavolo Portogruaro invece sono arrivati 3 punti del tutto scontati sul campo del già retrocesso spresiano. In tal modo le portoguaresi possono continuare a sperare l'aggancio al quarto posto, che regalerebbe l'accesso ai play-off. E note oltremodo positive arrivano anche dalla pallavolo Concordia in prima divisione. Le biancorossi hanno liquidato la pratica Volley Project, confermandosi al secondo posto della classifica, aumentando a 2 le lunghezze di vantaggio sul Volley Clodia, costretto al tie break dal Marcon. Sabato arriva lo Iades Venezia Lido, altra occasione per mettere ulteriore fieno in cascina in vista dell'approssimarsi dello scontro diretto al vertice con la capolista Bissuola. Una buona prestazione da parte delle ragazze, con una partita dai ritmi abbastanza blandi. Si è riusciti a condurla fin dall'inizio, abbiamo sdoppicato un pochettino solo il primo set, ma gli altri 2 sono andati via lisci. Abbiamo ricevuto poi la notizia che il Chioggia ha perso un altro punticino per strada, quindi ci può far solo che piacere. Adesso aspettiamo le prossime partite con molta aggressività. Sabato arriva lo Iades Lido Venezia, non dovrebbe essere una di quelle partite così impossibili. Sì, sulla carta assolutamente no, però giochiamo un orario diverso dal solito, di domenica, alle 4 del pomeriggio, e soprattutto dobbiamo stare attenti perché contro squadre con poco ritmo noi facciamo sempre fatica. Quindi dovremmo stare ben attenti durante la settimana a preparare bene la partita, come sempre d'altronde, e portare a casa assolutamente i 3 punti. Senti, guardando un po' a queste ultime giornate, calendario che voi avete rispetto a quello del Volley Clodia, diciamo che è un grado più difficoltoso. Sì, è un po' più complicato rispetto a quello del Chioggia sicuramente. È anche vero che noi abbiamo 2 punti di vantaggio comunque, quindi il coltello dalla parte del manico ce l'abbiamo noi. Sarà uno stimolo in più andare a combattere contro squadre che ci inseguono a pochi punti di distanza, che occupano il quarto e quinto posto della classifica, per poi giocarci tutto contro il Bissuola. Appunto, pesa soprattutto il fatto che voi dovete affrontare il Bissuola tra 2 settimane, quando la squadra mestrina darà tutto per far festa, per festeggiare la promozione, invece il Volley Clodia la affronterà all'ultima giornata a giochi ormai fatti.
Sì, potrebbe essere uno svantaggio come un vantaggio, perché magari il Bisciola, senza aver nulla da perdere in casa del Chioggia, tira fuori la prestazione della domenica. Comunque noi a questo punto, consci anche di aver battuto già il Bisciola in casa loro per 3-1, non dobbiamo nasconderci dietro a nessuno. L'obiettivo sarà quello di affrontare le 5 partite che ci rimangono come 5 finali. Dovremo portare a casa su 15 punti almeno 13 e questo deve essere il nostro obiettivo. È entrata nel vivo la stagione agonistica del Judo Chiai Portogruaro. In calendario lo scorso fine settimana i campionati regionali categorie esordienti che si sono disputati a Mestre. Per i colori portoguaresi sono arrivati un oro ed un bronzo che regalano tanta soddisfazione. Ieri abbiamo partecipato ai campionati regionali veneti per esordienti e i ragazzi qui al loro primo esordio delle gare ufficiali per la loro categoria di età hanno ottenuto dei bei risultati e con appunto il primo posto di Luca Paco nella categoria 66 kg e il terzo posto di Ludovico nei 45 kg. Diciamo che un bel risultato, anche forse un po' inaspettato per la loro poca esperienza, però ci fa ben sperare insomma per tutto il gruppo di questi giovani. E allora Paco Di Luca, ci avevamo visti la scorsa volta e sappiamo benissimo che vincere è difficile, ma confermarsi lo è ancora di più, e tu questa volta ti sei laureato anche campione regionale. Sì, è stato più difficile l'altra volta, un passetto in più, perché al posto di 2 incontri ne ho fatti 3. Sono orgoglioso di essere arrivato primo e faccio i complimenti ai miei avversari, che sono stati bravi, anche Ludovico, e spero che la prossima volta arrivi anche lui primo. E allora adesso passiamo all'altro medagliato, a Ludovico Curci. Dunque Ludovico, è il tuo primo, non è la tua prima affermazione, ma sicuramente il tuo primo grande traguardo che raggiungi. Sì, è stato anche un po' difficile nell'ultimo incontro, perché un po' mi sono rattristito, perché volevo anche avere un secondo, un primo posto, perché l'altra volta a Vicenza sono arrivato terzo, e do i complimenti al mio amico Paco, però il merito per me è tutto al maestro. Risultati in serie che state ottenendo, quali sono le prossime gare alle quali dovrete andare a partecipare? Ma qui ci sarà un aprile e maggio molto intenso, credo e punteremo a far partecipare questi ragazzi a più manifestazioni possibili. Avranno già un impegno con lo stage internazionale a Piancavallo, dove partecipano anche le nazionali russe e probabilmente anche i ragazzi giovani russi, quindi il nostro intento è cercare di fargli fare quell'esperienza necessaria per avere accesso poi a dei migliori risultati. Ecco, la società ci sta mettendo tutto l'impegno possibile. Solo la scorsa settimana abbiamo fatto ben 5 allenamenti, quindi cerchiamo assolutamente, perché abbiamo un bel vivaio che dobbiamo far crescere, e cerchiamo insomma un obiettivo da qua a 4 anni, quindi per fine quadriennio olimpico, di poter avere anche una squadra competitiva.